Parlavamo sempre con il segretario Mattei della FLAI anche del discorso della maternità che come paternità ha delle difficoltà, cioè per carità esiste una normativa, esiste quanto, però è difficile di riconoscimento poi fattuale o attuabile, no? Di difficile attuazione in un contesto di azienda. Di fatto stavo cercando di far capire che il contesto generale, anche dal punto di vista della maternità-paternità, non è favorevole nei confronti delle donne, perché spesso e volentieri nel mondo del lavoro riscontriamo il fatto che una ragazza, una donna che ha partorito e che quindi ha fruito del congedo di maternità obbligatorio è costretta a rientrare per non perdere il lavoro. E comunque il congedo facoltativo ha una misura che è pari al 30% della retribuzione, quindi nolente o dolente si è costretto a rientrare al lavoro. Quindi questo per dire che il contesto generale sociale di welfare messo a disposizione delle famiglie e soprattutto delle donne è insufficiente per farci fare anche quel salto di qualità, salto di qualità dal punto di vista culturale, che metta al centro appunto la questione femminile e la questione, diciamo, sociale che riguarda le famiglie, perché una famiglia non si può basare solo sul concetto che c'è la madre che accudisce i figli, certo, ma deve essere qualcosa che deve essere fatto anche dal padre, e che quindi insomma ci interroga su come cambiare questo paradigma. C'era un messaggio da parte di un telespettatore o telespettatrice, adesso lo vediamo un attimo se la regia me lo rimette in onda. Penso che una soluzione possibile ci sia: insegnare nelle scuole, nelle palestre difesa personale tipo Krav Maga, soprattutto per le donne. Autodifesa, questo in generale male non fa. Lo sport va bene, ma ci vuole un cambiamento proprio culturale. Perché dopo, vabbè, questo in certi casi, vabbè. Chiedo adesso a Rosanna Bettella, se ci racconta anche gli eventi che voi avete organizzato, perché ce ne sono di diversi, anche interessanti, che poi vanno al di là dell'evento in sé per sé, lo ricordiamo sempre, perché dopo, passata la data, passata la cosa, ma in realtà sono il momento per portare alla luce il problema. Il primo è: violenza donne è un problema degli uomini, e questo è un po' lo slogan, la locandina slogan che avete cercato di diffondere sul territorio, mettendo il nome delle donne che sono state coinvolte in omicidi, morte ammazzate. Qui c'è Vittoria, Antonia, Dorina, Bruna, Maria, Chiara, Rita, Doriana, Alessandra, Natalina, che variano dai 34 anni, 29 anni, 80 anni, 50, 21, insomma è trasversale l'età delle persone coinvolte, non solo anziane ma anche persone estremamente giovani. Eccolo qua, certo. Questa è la locandina. Sì, e lo slogan che dicevo, appunto, la violenza sulle donne è un problema degli uomini, lo troveremo anche in tutte le nostre sedi con dei belli striscioni grandi, proprio per non dimenticare che vengono nelle nostre sedi, lo leggano e riflettano insomma su questa. Ecco, segretaria, poi voi successivamente l'altro memo, ricordo, giovedì 25 novembre 2021 alle ore 16 a Padova davanti a Palazzo Moroni ci sarà un flash mob e lo slogan è ricordare e reagire. Questo mi riallaccia anche al messaggio di prima che è arrivato dal telespettatore: reagire, concorsi di autodifesa. Reagire in che senso? Beh, reagire, si può reagire appunto difendendosi, no? Attraverso, non con la violenza, perché noi non vogliamo, siamo contro assolutamente la violenza, ma non stare zitte, denunciando, ed è l'invito che facciamo sempre a tutte quante le donne. C'è proprio una scala, no, di comportamenti dell'uomo che vanno analizzati e che portano perché sono in progressione, come dire, e arrivano fino appunto al femminicidio. Però ci sono i primi segnali, non bisogna trascurarli, bisogna stare sempre molto attente. Ci vuole anche una educazione in questo senso. I segnali sono più importanti, bisogna fare le denunce. C'è un numero, c'è il 1522 che è il numero nazionale
aperto 24 ore su 24, per cui insomma in caso di pericolo è importante, è fondamentale. Ci sono i centri antiviolenza, sia pubblici che privati, e anche qua è un luogo sicuro dove rivolgersi. Ci sono le forze dell'ordine che sempre di più sono preparate e formate su questa tematica, come lo sono il pronto soccorso, no? Per quando arriva una donna con lesioni eccetera, che magari inizialmente dice che è caduta da una scala, che ha sbattuto contro un muro, e invece facendo le domande giuste in un certo modo si può capire se invece si tratta di qualcos'altro, e quindi di una un altro momento di subita. approfondimento, Non sei sola, 25 novembre 2021, Concordia Sagittaria, in cui ci sarà anche la presenza di un rappresentante del Centro di Ascolto per la Violenza di Genere e un rappresentante dell'associazione in prima persona Uomini contro la violenza sulle donne. Quindi far capire che la persona, come diceva lei, non è mai sola, c'è la possibilità di rivolgersi a delle associazioni anche di volontariato, al sindacato stesso, oltre che alle forze dell'ordine, che magari sono un ulteriore passaggio che però a molte donne fa paura denunciare, perché temono le ripercussioni e le conseguenze. Beh, ma perché allora il rapporto in cui c'è questa violenza subita è un rapporto non paritario, chiaramente, perché sennò la violenza non ci sarebbe, e quindi c'è una situazione di estrema debolezza e di dipendenza da parte della donna. Infatti la donna può subire violenza fisica, ma prima di tutto la subisce anche da un punto di vista economico, no? Psicologico, e quindi insomma è per questo che bisogna sostenere, divulgare, informare sulle possibilità che ha una donna di uscire da questa spirale di violenza. Assolutamente. Leggo un messaggio che è arrivato: ho 54 anni, non sto a puntualizzare cosa vuol dire essere donna e quanti atteggiamenti e soprusi ho dovuto sopportare, dalla semplice battuta sino all'esplicita richiesta per ottenere favori. E qui mi riallaccerei subito, chiedo al segretario di commentare, all'altro momento di evento, parole e immagini, all'Auditorium di Treviso, poi l'esposizione di opere 23, 24 e 25 novembre a Padova, e presentazione dell'iniziativa alle 12 martedì 23 novembre. Però in modo particolare le donne, il linguaggio, la violenza, richiamerebbe anche quanto dice questo messaggio: un linguaggio violento e un linguaggio delle parole che possono anche colpire, segretario. Ma esatto, essenzialmente questo, si parte dalla battuta, si parte dall'allusione, si parte dagli accostamenti impropri che purtroppo qualcuno ancora minimizza e tende a rilegare come semplice boutade. Invece no, violenza sulle donne è anche questo, e soprattutto questo. Questo è figlio anche del fatto che appunto siamo cresciuti, almeno 3 generazioni sono cresciute con una cultura di stampo patriarcale, e che quindi, lo dicevo prima, volontariamente o involontariamente abbiamo assunto questa cosa. Parlo noi come uomini, noi dobbiamo lavorare su noi stessi in primis per cercare di debellare dal nostro essere, dal nostro carattere, dal nostro essere appunto uomini, in primis questa roba qua, cioè la battuta o le allusioni. Dopodiché c'è lo step successivo. Lo step successivo vuol dire anche, come dire, riconoscere quello che è un valore aggiunto, quello che è il ruolo della donna all'interno della nostra società. Se pensiamo che abbiamo avuto bisogno delle quote di genere per la politica o nei posti di comando che contano, questo la dice lunga sul fatto che quanta strada ancora dobbiamo fare per raggiungere pienamente e consapevolmente quella uguaglianza di genere che dovrebbe contraddistinguere una democrazia compiuta, una democrazia come dire, degna di questo nome, e quindi si parte dalle piccole cose, e lo dico sempre a me stesso, lo diciamo noi come uomini, ma per arrivare come una consapevolezza piena rispetto a quello che è un'uguaglianza tra i vari generi. Questo è secondo me il fulcro della discussione. Io l'altro giorno sentivo una polemica sui media
del quale qualche uomo mette ancora in discussione la legge 194 sul diritto di aborto, qui facciamoci una domanda e diamoci anche una risposta su questo punto qua. Come può un uomo annoverarsi il diritto di sentenziare rispetto a un diritto sacrosanto che sta in capo alla donna stessa nel decidere cosa fare o cosa non fare in una situazione così delicata, così complicata nella quale si trova ad affrontare? Ecco, questa roba qua io credo che sia veramente il fulcro, il nodo sulla quale dopo si ruota tutta la discussione. Assolutamente. Torniamo su questi temi, vediamo anche dopo altre occasioni di incontro e di confronto, altre frasi emblematiche che vi leggerò, poi potrete anche leggere con le immagini che verranno proiettate in studio tra poco dopo la pubblicità.